È interessante notare che il termine ebraico tevah, che in Genesi indica l'arca di Noè, è utilizzato una seconda volta in Esodo per nominare la cesta in cui venne posto il neonato Mosè per essere salvato dalla persecuzione del faraone. E sappiamo cosa significò il salvataggio tramite questa piccola arca per il popolo di Israele. Secondo una bella intuizione di R. De Luca, benché non sia menzionata con questo termine, vi sarebbe da considerare anche una terza tevah, una terza arca, capace di portare a compimento di significato le due precedenti. La mangiatoia, su cui secondo il Vangelo fu adagiato Gesù in fascia. La vicenda di Noè è pertanto pienamente figura e anticipazione della venuta di Cristo. Come l'arca doveva contenere e preservare il significato delle parole che al di fuori di essa si erano corrotte, così la mangiatoia avrebbe contenuto e preservato la parola nella sua accezione più alta. Facciamo dunque attenzione al Natale. Lungi dai sentimentalismi e dalle tante luci colorate, Natale dovrebbe essere per tutti un monito, un ritorno costante al punto di partenza, un manuale reset, dove pur immersi nel Mabul delle nostre vite, siamo chiamati a contemplare la vera arca di speranza. A nome del coro sezionale Anaudine e gruppo di Codoro, grazie per l'attenzione con questo ultimo brano, Gaudete. A voi tutti un augurio sincero di buone feste.